ora in onda Potere al Popolo. Potere al Popolo, con Sammy Varin si ritorna in diretta 7 minuti dopo le 11 del mattino, appunto c'è Sammy Varin e Le Cornu ha presentato le dimissioni a Macron. A un mese dall'incarico, ma proprio ieri era stato dato l'incarico anche ai ministri. Cosa succede adesso? Succede caos. Nominato il 9 settembre, Le Cornu è stato attaccato dagli oppositori e dalla destra dopo aver presentato parte del suo governo domenica sera. Bardella all'attacco, appunto. Macron ora sciolga il Parlamento e si torni al voto. Questa è l'apertura del sito del Corriere. Vediamo. Repubblica, Parigi, il premier Le Cornu si dimette dopo 12 ore. Tutte le ipotesi in campo, da nuove elezioni al passo indietro di Macron. E in effetti a questo punto sarebbe l'unica cosa da fare. C'è la striscia rossa sul sito di Repubblica: donna italiana di 45 anni trovata morta a Formentera, interrogato il compagno. Di questo e di altro avremo modo di parlarne nel corso della nostra trasmissione, ma subito c'è il Qui Parlamento. Ci colleghiamo con il Senato, con il nostro capogruppo Massimiliano Romeo. Qui Parlamento. Sì, grazie Presidente. Ho sentito prima dire qual è il compito di noi politici. Beh, innanzitutto il compito di noi parlamentari, che siamo rappresentanti dell'istituzione, dovrebbe essere quello di dare l'esempio. E in un momento drammatico in cui sta vivendo un po' tutto il mondo, con varie guerre che ci sono in giro, la prima cosa che dovrebbero fare i rappresentanti istituzionali sarebbe quella di abbassare i toni e non di cercare sempre, costantemente, lo scontro politico. Questa dovrebbe essere la prima cosa che dovremmo fare. Ringraziamo il Ministro Tajani per le sue comunicazioni. Siamo consapevoli che sia assolutamente giusto e corretto la libertà di manifestare, di criticare Israele, di poter fare iniziative politiche. Noi della Lega l'abbiamo sempre detto, giusto che venga garantita questa libertà. Comprensibile anche che qualcuno dell'opposizione possa criticare la posizione del governo dicendo che forse sulla questione di Gaza siamo stati troppo morbidi, voi sareste stati più fermi, avreste dato l'atto politico di riconoscimento della Palestina e invece noi non l'abbiamo fatto. Tutto questo ci può stare nella logica del confronto politico, perché il confronto politico è il sale della democrazia, ma tutto deve avvenire all'interno di quelli che sono dei limiti. Perché diventa irresponsabile e si supera il limite quando, di fronte anche all'appello del Presidente della Repubblica, qualcuno voglia continuamente andare avanti rischiando di creare incidenti e di alimentare tensioni di carattere belligerante, come ha fatto la flottiglia e chi ci è salito sopra. Perché massimo rispetto il collega Croatti per le sue idee e per le sue scelte, ma bisogna essere anche responsabili e la responsabilità è il primo elemento che dovrebbe caratterizzare un rappresentante delle istituzioni. Quando il Presidente della Repubblica mi richiama, è doveroso per un politico rispettare quel richiamo, anche perché, lo diciamo con grande chiarezza, se davvero l'iniziativa politica, che ha avuto anche il suo discreto successo, la sua discreta visibilità, fosse stata quella davvero di consegnare gli aiuti al popolo palestinese, a quel punto si sarebbe accettata la mediazione del Patriarcato di Gerusalemme, della Chiesa, del Vaticano, del Cardinal Zuppi e di tutti quelli che sicuramente avrebbero consegnato gli aiuti. Ma quella non era la finalità, a detta degli stessi organizzatori. Questo è il vero punto politico. Di chi ha cercato lo scontro, rischiando, come dicevo, di alimentare tensioni belligeranti, in un momento in cui c'è sul tavolo un piano di pace che tutta la maggior parte del mondo sta approvando e che vuole che vada avanti e che può veramente far creare una nuova era e far iniziare una nuova era in Medio Oriente. Così come non è certo rivolto ai colleghi dell'opposizione notare come sia irresponsabile e inaccettabile denigrare e oltraggiare gli ebrei, come è avvenuto in diversi casi in Italia, come se la responsabilità delle guerre fossero del popoli e non dei loro governanti.
davvero un elemento di ignoranza, di ipocrisia e di ideologia intollerabile, tanto più quando questo arriva da alcune università. È intollerabile questo, assolutamente, non tenendo conto che in Israele c'è chi manifesta da mesi contro il governo Netanyahu. È una democrazia, c'è una libera possibilità di poter esprimersi. Quindi come si fa a pensare di incolpare gli ebrei generalmente? E questo è assolutamente inaccettabile, come inaccettabile, questo sì rivolto nei confronti dell'opposizione, il fatto che il governo venga accusato di complicità del genocidio di quanto avviene a Gaza, strumentalizzando assolutamente una tragedia umanitaria per fini politici, non tenendo conto, uno, dell'impegno e dell'aiuto che il governo italiano ha dato alla popolazione palestinese con una missione che dall'8 di agosto, in accordo con la della Giordania, ci sono aviolanci tutti i giorni per aiutare proprio il popolo palestinese a ricevere direttamente gli aiuti. E dall'altra parte senza tenere conto dell'espressione contraria, chiara, che la Premier in primis ha preso contro l'occupazione di Gaza da parte di Netanyahu. Una posizione chiara e inequivocabile. Quindi questo è inaccettabile e infatti mai abbiamo sentito una parola di ringraziamento alle nostre forze armate, alla nostra difesa, alla struttura diplomatica, alla nostra intelligence che hanno garantito la nostra sicurezza e hanno garantito anche il fatto che potessero arrivare gli aiuti a Gaza, alla popolazione palestinese, compreso il garantire la sicurezza per quelli che erano sulla flottiglia e complimenti, lo diciamo al governo, per come è stata gestita la situazione, perché davvero siete stati bravi in una situazione molto molto complicata che rischiava di finire davvero male. Quindi davvero un ringraziamento per tutti, per tutto il lavoro che viene fatto. Troppi, così come sono troppi stati i silenzi, perché questo in generale, nei confronti dei terroristi di Hamas. Non abbiamo sentito tutte queste grandi dichiarazioni nelle piazze sulla liberazione degli ostaggi, dimenticando che sì, non sarà probabilmente la causa principale, ma la guerra l'hanno iniziata coloro e sono i terroristi col vile attacco del 7 ottobre del 2023. Così come è riprovevole, lo dico con estrema chiarezza, riprovevole ergere, forse meglio, a portavoce di una nobile causa portata avanti, una persona che per mesi ha inneggiato alle uccisioni dei ragazzi israeliani, esprimendo sconfinata ammirazione per chi ne ammazzava tanti con atti di terrorismo che lei chiamava di resistenza. Riprovevole. Scegliete un'altra portavoce la prossima volta. Sceglietene un'altra. Così come è riprovevole festeggiare una che considera un oltraggio la liberazione degli ostaggi. E qualcuno ha scritto che il rischio di passare dalla civiltà alla barbarie è molto, molto vicino. Molto, molto vicino. Così come è intollerabile e inaccettabile recare danno agli italiani con manifestazioni che sfociano spesso in azioni violente, con tutti i danni che poi vengono creati, anche diciamo così dei vari beni, e poi alla fine lì chi paga, noi l'abbiamo detto, ci vogliono le cauzioni, chi fa le manifestazioni poi alla fine se sbaglia deve giustamente pagare, se rompe qualcosa deve pagare in prima persona, e che hanno l'unico obiettivo che è quello ovviamente di andare contro il governo. Assolutamente. Cioè lo sciopero improvviso, cioè cos'è? Se non la volontà di andare contro il governo, che sviliscono la stessa causa nobile di lotta per quello che è la Palestina. Tra l'altro questo è avvenuto solo in Italia, a testimonianza che la volontà era quella solo di colpire il governo italiano. Forse perché non ci sono altri argomenti su cui si può innescare un dibattito politico forte, e in questo momento, vista l'importanza internazionale che ha il nostro paese. Anche perché la posizione politica dell'Italia è sempre stata, a nostro giudizio, molto equilibrata. Anziché fare come altri paesi europei che hanno fatto tutte queste iniziative di riconoscimento della Palestina, mettiamo le sanzioni, che non sono servite a nulla, perché di fronte a tutto questo Netanyahu non si è fermato assolutamente. Sono atti di propaganda politica, la Lega lo dice da tempo, che gli unici che potevano davvero convincere Netanyahu sarebbero stati gli Stati Uniti, e così è avvenuto. Stati Uniti che l'opposizione sia criticato solo perché c'è Trump,
Questa è la verità, perché se ci fosse stato un altro presidente probabilmente non avrebbero fatto quello che hanno fatto. Anzi, chiedetevi cosa ha fatto Biden in 1 anno e passa di guerra, che non è riuscito a mettere a posto nulla da questo punto di vista. Qui Parlamento. In quanti ti promettono trasparenza, ma alla fine ti ritrovi sempre con la bocca chiusa e non puoi dire quello che pensi? Radio Libertà non ha filtri né censure. Ascolta la gente e parla come la gente. Stavo bene tra le tue mani e avevo fatto dei piani, ma come un albero spinto dal vento, poi è cominciato il mio pianto. Ti sento ancora addosso, come se ci fossi adesso, ma non è lo stesso, perché adesso è solo sesso. Questa notte vola senza una parola, questa notte sola si ferma tutto in gola senza di te. Non so più cosa voglio da me, poi ti scriverò una canzone. Tu che mi hai rubato i sogni e il cuore, io che vivo in questa illusione. Mi piaci veramente e non mi importa niente. Ti voglio più che adesso, anche se questo è solo sesso. Questa notte vola senza una parola, questa notte sola si ferma tutto in gola senza di te, senza di te, senza di te. Sto sfiorando il cielo, adesso scendi fuoco o gelo. Ti voglio qui adesso, anche se tutto è solo sesso. Questa notte vola senza una parola, questa notte sola si ferma tutto in gola. Questa notte vola senza una parola, questa notte sola si ferma tutto in gola senza di te, senza di te. Raffinata e intrigante, la nuova canzone di Roxy B. Roxy B scritto con la Y, si chiama Questa notte e ce l'abbiamo qui, Roxy B. Buongiorno! Buongiorno, Sami, buongiorno, felice di essere qui con te, anzi ti ringrazio per avermi dato questo spazio nella tua trasmissione, bellissima, saluto te, tutta la redazione e tutti gli ascoltatori. Ma Eccomi. grazie, un piacerone nostro menarci via per qualche minuto con tutte queste notizie del giorno di cui Sammy Varin vi ha infarcito e ci fermiamo un attimo a pensare, a lasciarci andare
con una canzone molto, molto raffinata, ma come dicevo anche con una certa sensualità che ci vuole oggigiorno, perché sennò siamo tutti dei rammolliti, e soprattutto c'è comunque il significato bello, che la vita può tornare a essere luminosa, ma bisogna crederci, bisogna avere voglia, bisogna attaccarsi a un qualche cosa che vi piaccia, alzarsi, ricominciare, insomma. Alla fine questo pezzo ha dentro dell'ottimismo e ci piace avere un sorriso nonostante questa valle di lacrime. Oh, questa è la mia visione della tua canzone intitolata Questa notte, ma sentiamo l'artista come ha voluto presentare questo pezzo, perché poi Roxy B, lo sai bene, e voi pensate, fate, inventate un pezzo, ma quando lo rilasciate, adesso si dice così, diventa di tutti e ognuno la interpreta a suo modo, è vero? Assolutamente, questa è poi la magia, no? Che fa la musica e che in genere fa l'arte, che è un messaggio universale che ognuno poi può risentire dentro di sé, rivestirlo della propria esperienza. Ma quando si parla di esperienze che sono comuni a tutti, questo è molto più facile. Di base tutti facciamo le stesse esperienze, in questo caso la canzone parla della difficoltà a lasciare andare quello che non c'è più, quello che è finito, in questo caso una relazione importante su cui si era investito un progetto di vita insieme, e quindi la delusione per la fine di un rapporto così importante è molto difficile da accettare ed è molto dolorosa. E allora andiamo alla ricerca magari di scorciatoie, cerchiamo di trattenere questo passato come possiamo. La canzone parla di un possibile incontro per ritrovarsi in una nuova intimità, ma pur sapendo che poi alla fine questo potrà risolversi in una passione effimera, e questo ci darà ancora altro dolore, ma è un dolore che nasce dal fatto che non lasciamo andare quello che ormai si è concluso nella nostra vita. E però allo stesso tempo la canzone dice: questa notte sola c'è un messaggio di speranza, cioè il cambiamento è in ogni senso, il cambiamento può essere in bene, in male, è come la notte e il giorno, e c'è sempre, e bisogna avere fiducia che questo cambiamento, lasciarsi portare dal flusso della vita, non resistere a rimanere nel passato. Vedete signori, alla fine bisogna guardare avanti e dobbiamo cercare di cambiare, di migliorare, di farci forza, magari facendo squadra, insomma, con qualche amico, con qualche parente, cercando di tirarci fuori dalla melma. Non Questa... isolarsi, bravo. È molto importante, sì, ma cercare di condividere la nostra esperienza con le persone che possono capirci, perché non dobbiamo soltanto trovare dei complici che ci facciano rimanere nel nostro passato, ma che ci diano la spinta ad andare avanti, ad aprirci al nuovo. Lo so che è doloroso, sto dicendo delle ovvietà, ma la vita è così. E ci può solo far bene andare avanti. No, guarda, io parlo per partito preso, perché la nostra radio, ad esempio stupido ma particolare, serve a questo, perché noi siamo una radio spugna, assorbiamo quello che è l'umore degli ascoltatori e lo ripetiamo cercando di fare squadra con loro. È importantissimo, secondo me, anche la funzione sociale. Parlo per me, ma chiaramente tante radio fanno questa cosa. E cercare di sentire, di ascoltare, non soltanto di parlare, perché oggigiorno tutti sono bravi a parlare, ma anche di ascoltare. Noi leggiamo i vostri messaggi, mandiamo in onda le vostre telefonate in diretta e senza filtro, e quindi vi diamo modo di verificare il vostro umore generale e di ripartire insieme, mettendo sul tavolo quelle che sono le proposte di vita che ci sono, e a volte sono proposte bellissime che arrivano proprio da voi ascoltatori. Quindi una ripartenza quotidiana che facciamo in questo caso con Roxy B, che arriva dall'Abruzzo. Dico esatto. bene, però hai fatto di Milano la tua base. Sì, esatto, cioè la mia vita è iniziata in Abruzzo, nel periodo della giovinezza,
fino ai 19 anni e già lì insomma avevo fatto delle esperienze di musica, poi la vita mi ha portato a Milano, è andata avanti, non avevo mai pensato di fare musica o di vivere di musica, poi dopo tanti anni c'è stato il lockdown che come per tanti di noi mi ha costretta a fare un po' i conti con quello, con la vita che avevo fatto fino a quel momento, i risultati, e ho ritrovato, nonostante l'avessi ignorata per tanto tempo, questa passione, questa voglia di cantare e di fare musica. E sono partita dalla questa curiosità, ho pensato se questa cosa ha resistito per tanti anni vuol dire che forse merita di avere la mia attenzione e un po' più di spazio nella mia vita. E ho pensato che la cosa migliore per iniziare fosse studiare. Ho iniziato a studiare tanto, che mi ha dato la possibilità di conoscere di più la mia voce, perché la voce è importantissima, tu lo sai, tu vivi la tua vita lavorativa anche è basata sulla voce. È vero. E attraverso la voce passano le nostre emozioni, esprimiamo tanto, arriva tanto agli altri. La nostra stessa voce è diversa rispetto a come la sentiamo noi e come la sentono gli altri. E quindi comprenderla di più è importante, per me è stato importante anche perché veicolo poi di questa mia passione per il canto e per la musica. E credo che sia fondamentale per tutti, no? Avere maggiore consapevolezza di ogni risorsa che noi abbiamo e scoprirla e andare appunto, non dimenticarsene, perché se è autentica rimane lì e aspetta che noi la accogliamo. Aspetta, è che ci stiamo glorificando a vicenda qua, perché allora da una parte la Roxy B che ha una voce splendida, raffinata, e l'ho detto prima, molto sexy, intrigante in questo pezzo intitolato Questa notte, dall'altra parte hai detto una cosa molto bella, proprio sulla voce e su di noi, cioè con l'avvento dei social così alla grande abbiamo smesso di comunicare attraverso la voce. Quando ci suona il telefono ci dà quasi fastidio. Io stesso, guarda che sono anch'io colpevole, Roxy B, ci siamo messi d'accordo attraverso un WhatsApp, non ci siamo telefonati, perché avevo paura di disturbare, perché dicevo ma no, magari giustamente sono artisti e lavorano la sera, di notte sto a telefonargli, e questa è una cosa terribile, Roxy, è un qualcosa che ci porta nel baratro, cioè comunichiamo con i WhatsApp, sui social cambiamo la nostra fisionomia attraverso i filtri, io divento bellissimo, divento un essere che mi amo quando mi filtro con e non va bene così, perché stiamo perdendo la nostra spontaneità, la magia della voce. Ragazzi, attraverso la voce possiamo trasmettere emozioni fortissime che nessun comizio, vi parlo ad esempio di politica, potrebbe mai fare. Attraverso la voce. Adesso i comizi li facciamo con l'intelligenza artificiale, scrivendo paginate. Insomma, sta cambiando molto e a me fa piacere, Roxy B, che ancora tu metti in primissimo piano la voce, il corpo e quelle emozioni che possiamo fare ancora attraverso i social, utilizzandole nel modo migliore, queste emozioni. Santa polenta, siamo veramente conciati. Roxy, come ti veniamo a cercare a proposito di social? Perché qui c'è gente curiosa, ti stanno facendo anche i complimenti, ma giustamente da cosa nasce cosa, magari in futuro riusciamo ad averti anche qua nei nostri studi, visto che fai base a Milano. Assolutamente, felicissima che mi inviti già adesso. Dai, volentieri. Allora, sì, Roxy B, Facebook, Roxy B Music Official Instagram. Le mie canzoni, non solo questa notte, ma le altre 3 precedenti, si possono trovare su YouTube con i loro video. E non vedo l'ora insomma che i tuoi ascoltatori vadano a sbirciare e mi lasciano i loro commenti e mi seguano soprattutto, perché poi per il futuro stiamo preparando altre novità e quindi ci sarà un seguito di Roxy B.
E noi lo seguiremo, il seguito di Roxy B. Magari, appunto, ti dicevo, scriviamoci, o meglio ancora, telefoniamoci e ci fissiamo un appuntamento nei nostri studi di Via Bellerio. Dai, dai. Va benissimo, siamo il buon esempio. Veramente, veramente. A proposito di voce, che peraltro ci identifica, tutti abbiamo una voce che ci identifica, è unica, come lo siamo noi. Davvero, ognuno davvero. di noi è unico e ognuno di noi ha tanto da dare, ognuno di noi è dotato, ha un suo talento. Ed è peccato nasconderlo, stare zitti per paura di disturbare, o anche, aggiungo io, per paura di dire cose che possano non piacere a qualcuno. E insomma, siamo ancora in democrazia, si può parlare, almeno qui su Radio Libertà lo facciamo. Grazie a Roxy B, buona musica, alla prossima! Grazie, ciao a tutti, grazie, ciao. Stai ascoltando Radio Libertà. la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio. Lo amiamo perché ci offre sempre le cose più buone e naturali. Linea Alberto Acerbis. Sono disperato, non ce la faccio più, non ce la posso fare. Faccio fatica, ragazzi, ho una certa età, Allora, mi state chiamando, sono Alberto Acerbis, mi avete riconosciuto la voce, mica ogni volta devo presentarmi, sono mica, dai, è Alberto Acerbis. Molti di voi, più donne che uomini, si capisce, hanno chiamato per sapere se abbiamo ancora la crema alla bava di lumaca, perché arriva l'inverno, la nostra crema Rimas, che è una crema riparatoria. La nostra crema Rimas la trovate anche lì su olioacerbis.com, sezione cosmetica. Però attenti una cosa, non parliamo di una crema riparatoria, dai, diciamoci le cose come stanno. Io adesso vi dico, ma usa questa crema biologica, buona, soluzione all'80%, olio di argan, burro di karité, fatta in Italia, pazzesca, 35 euro, potete vendere al farmacista, ci guadagna ancora lui. E voi dimostrate 20 anni in meno, bene, no, non ve lo dico, ma neanche se venite qua sotto tortura. La crema Rimas alla bava di lumaca biologica è una crema riparatoria. Allantoina, collagene, elastina, sostanzialmente allantoina, collagene, elastina, sostanzialmente sono immaturi della nostra pelle. Dopo i 30 anni, re, papi, belli, brutti, sciori, non sciori, tutti, poeti, navigatori, noi produciamo sempre meno allantoina, collagene e elastina. Ecco che la nostra pelle invecchia, perde di colorito, di elasticità, di tono, viene aggredita dall'esterno, quindi le rughe. Voi mettete la crema riparatoria anche sulle macchie, sui brufoli, una cosa pazzesca, totalmente naturale. Attenti all'offerta che trovate sul sito chiamando 030 68 40 408 o il sito olioacerbis.com. Non sto scherzando, 3 creme alla bava di lumaca stamattina, 3, anziché 125 euro, 79 tutte e 3. Trasporto è gratuito, chiamate, dite Radio Libertà. Grazie, alla prossima. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio. Senza vergogna, senza ritegno, figli di danda, usurpatori di terre altrui, figli di danda, traditori di cuori puri, figli di danda, da troppi anni avvelenate, devastate, calpestate, quest'isola sacra ricca di magia, dovete andare via, figli di danda,
tanti padroni a cui ci avete svenduti, Savoia inglesi, americani e cinesi, per un poco di gloria e 30 denari avete ceduto anime e teretani, vigneti d'andare, vigneti d'andare, vigneti d'andare, vigneti d'andare, politici infami, massoni corrotti, pagherete caro per i vostri torti, e grazie a voi se oggi vantiamo i peggiori primati del Mediterraneo, lavoratori cassi integrati, migliaia di giovani espatriati, vere odissee per i nostri malati, parco giochi per soldati, ettari ed ettari di terra inquinati, meravigliosi paesaggi deturpati, millenni di storia negati e occultati, vigneti d'andare, vigneti d'andare, vigneti d'andare, vigneti d'andare, in una terra fantastica dove eravamo tutti fratelli, eroi trasformati in criminali, in ribelli, vigneti d'andare, vigneti d'andare, vigneti d'andare, vigneti d'andare, e noi mai perdoneremo a chi ancora prova a cancellare un popolo intero. Se solo riuscissimo ad unirci davvero, torneremo ad essere un grande popolo fiero, tutti insieme con un cuore sincero, torniamo ad essere un grande popolo fiero. Vigneti d'andare, 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 vigneti d'andare. Questo è Dialetto di Valle d'Oria, in provincia di Sassari. Vigneti d'Andà, Adelchi and Jazz, cantautori d'altri tempi, e parlano in sardo, trattano di problemi che riguardano la Sardegna, l'invasione di un falso green, pale eoliche dappertutto, sterminate sensazioni di pannelli solari ovunque, perché lo Stato ti dà anche lo sconto se metti pannelli solari. Non scherziamo, ma ve ne dovete andare. Ve ne dovete andare. E questa è una sensazione che vogliamo estrapolare dalla Sardegna, portandola anche in altre parti d'Italia e d'Europa. Sta cambiando qualche cosa dal punto di vista politico. Abbiamo visto cos'è successo negli ultimi minuti in Francia. Non c'erano le condizioni. Le Cornu si dimette, Francia nel caos. Cosa succede ora e cosa può decidere Macron, signori? Sì, hanno dato la colpa naturalmente alla destra, che ha continuato ad attaccare questo nuovo governo partito soltanto il 9 settembre, ma proprio ieri sera c'erano state le nomine dei vari ministri. Le Cornu se n'è andato scornato, potremmo dir così, colpa del centrodestra, ma non soltanto in Francia, signori. Sta accadendo qualche cosa anche in altre parti d'Europa, a volte silenziate. I risultati elettorali vengono silenziati. È successo, ad esempio, nella Repubblica Ceca. In Cechia, venerdì e sabato scorso, ci sono state le elezioni parlamentari. Voi lo sapevate? E come sono andate queste elezioni? Fammi collegare con la collega giornalista e blogger, ma anche coordinatrice nazionale della sezione Lega Salvini Premier in Repubblica Ceca e Slovacchia. Abbiamo con noi Monica Pilloni. Buongiorno. Buongiorno a tutti, buongiorno a voi nella redazione e a tutti gli ascoltatori.
Sempre grazie Monica per essere presente anche qui in Italia agli eventi della Lega. Ci siamo visti al gazebo di Radio Libertà il 21 di settembre a Pontida. Sempre grazie per la tua simpatia e il tuo amore verso la Lega, ma anche verso la tua terra. Tu hai questa ambivalenza e soprattutto grazie perché ci porti notizie che io ho fatto rassegna stampa oggi, non esistono da nessuna parte. La Repubblica Ceca non esiste. Ma che cavolo, com'è possibile questa cosa? Cos'è successo Monica venerdì e sabato? Si è votato? Quali risultati sono saltati fuori? Risultati che fanno sempre pensare appunto che c'è qualcuno che grida ve ne dovete andare. Monica. Ecco, allora diciamo il risultato alla fine, come per formazione del nuovo governo, per fortuna è molto reale. È successo che ha vinto diciamo partito ANO di Andrej Babiš, che è insieme ai motoristi che anche loro hanno fatto un bel risultato e quindi probabilmente ci si dovrà formare il governo insieme anche al partito SPD ceco, diciamo, quello che c'era nell'ID con la Lega. Adesso con la Lega in Europa abbiamo proprio ANO di Babiš e motoristi nei patrioti, quindi diciamo possiamo capire che sono i correnti a noi vicini ed è una bella cosa. Beh, soprattutto perché qui, perdonami, ad esempio i motoristi tra le loro proteste c'è anche quella sul futuro dei motori, delle auto in Europa. Sono parecchio incacchiati per il blocco che si vorrebbe fare prossimamente e quindi basta benzina, basta diesel, eccetera. Cioè c'è un'atmosfera abbastanza caldina contro questa Europa. Tra parentesi, lo ricordo, questa settimana si decide anche sul futuro della von der Leyen, ma una cosettina proprio tra parentesi. C'è parecchia gente che lo fa sentire, lo fa capire, e i risultati di queste elezioni nella Repubblica Ceca fanno capire insomma che potrebbe cambiare molto in futuro. Ma quali sono le criticità? Perché si sa sempre pochissimo. Quali sono le criticità nella Repubblica Ceca? Cos'è che funziona e cos'è che invece non funziona proprio? Perché le notizie che arrivano sui quotidiani sono pari quasi allo zero. Monica. Ecco, allora hai detto benissimo parlando delle problematiche legate a Green Deal. È proprio questo è un tema che accomuna questi tre partiti che avevo nominato. Dico un'altra volta: ANO, Libertà, Democrazia Diretta e Motoristi. È una cosa che ci accomuna tutti quanti insieme. È proprio questi qua sono quelli che a noi ci piacciono di più per loro lavoro in questo settore. Quindi questa è la prima risposta, è proprio questa cosa qua, questo Green Deal ideologico che non è realizzabile in molti settori proposti e quindi è una cosa comune che fa male alla produzione, al lavoro, a ambiente, eccetera, eccetera. Quindi questo è poi legato ovviamente al settore di lavoro, la produzione industriale, eccetera, eccetera. In Repubblica Ceca si vive malissimo
la questione di migrazione dall'Ucraina, perché ex governo ha dato supporto senza controllo a delle persone che sono arrivate in massa. C'è solo in Repubblica Ceca, praticamente, che è grande quanto Lombardia. Quelli che sono registrati sono 600.000 ucraini, quindi abbiamo questo problema qui. Ci sono tra loro ovviamente delle persone che ci sono qui da tanto tempo, perfettamente integrati con lavoro e comportamenti, ma purtroppo questi ultimi anni sono sorte tantissime problematiche anche nella criminalità aumentata, ovviamente altri aspetti quando ci sono delle immigrazioni di massa per vari motivi, ovviamente gli aiuti quando c'è stato quello che si doveva fare si è fatto, ma qui ex governo, adesso lo posso anche dire, ha sempre preferito, ha regalato gli aiuti, sottraendo questi aiuti alle persone autoctone. Questo è un fatto. Poi praticamente mandando le risorse sempre in Ucraina, dico, quelli che non ce l'ha la Repubblica, facendo vari prestiti, eccetera, eccetera, in qualsiasi settore, diciamo. Qui abbiamo trovato le mancanze. Un periodo hanno inviato anche tantissime medicinali, però poi dopo non c'era possibilità di trovare più antibiotici per bambini, tutto quanto praticamente preso, hanno inviato, e noi siamo stati scoperti cercando le medicinali in Polonia, in Germania, andando in Austria, quindi con questi esempi voglio dire che c'erano e questo sono pochi esempi, praticamente, se dico, per noi questo ex governo era catastrofico di tutti i tempi di Repubblica Ceca, quindi Sì, è quello che vorrebbe fare il Partito Democratico, pensare esclusivamente a Gaza, alla striscia di Gaza, ai palestinesi, esatto. che pur proviamo una pena incredibile per quello che sta accadendo, Ma dimenticandosi della propria terra, delle proprie problematiche che ci sono in Italia. E nella Repubblica Ceca succede una cosa molto, molto simile, è incredibile. Sami, appunto, questo volevo dire. All'inizio ci sono delle persone che si sono perfettamente integrate, però poi dopo, quando arriva chi vuole lucrare, chi per esempio prende soldi, poi dopo una settimana va per 2 o 3 giorni a casa per paese della guerra, per dare da mangiare alle galline e tutto quanto, poi ritorna, poi c'è questo business con microbus vari che loro tornano, insomma, non si può, diciamo, andare avanti con questa cosa qua, ma anche spiegarlo bene ci vorrebbe tanto tempo. Soprattutto il problema, c'è rincaro prezzi come dappertutto in Europa, però posso dire che in Repubblica Ceca per pagare le bollette è diventata una cosa incredibile. Io quasi mi sembra che in Italia si paga anche di meno, elettricità, gas e queste cose, perché qui c'è proprio questa narrazione del gas cattivo e del gas buono, energia cattiva, che proviene da uno stato cattivo e è buono. Quindi questo è una cosa molto è una cosa che pesa molto, diciamo, su l'economia delle famiglie, così come prezzi degli alimenti. Anche lì ci sono È chiaro. rincari incredibili. E Monica, mi dicevi che, come succede anche qui nel nostro paese, quando poi ci sono le elezioni,
c'è anche una disparità di voto nei risultati tra coloro che hanno votato effettivamente in Repubblica Ceca e quindi che vivono nella Repubblica Ceca e quelli che hanno votato dall'estero, quindi quelli che vivono di per sé le problematiche sul territorio e quelli invece che sono all'estero e che quindi vedono da lontano, magari da lontanissimo, la Repubblica Ceca. C'è stata differenza di voto anche in questo, è vero? Sì, è diciamo una prassi che arriva con ogni elezione, questa disparità del voto è veramente incredibile. Per esempio qui all'estero si votava soprattutto ex governo e quello che devo dire che è assolutamente scandaloso, e questo vale sia per l'estero e anche chi ha votato dalla Repubblica Ceca, la salita di un partito chiamato Pirati. È assolutamente cioè io mi sento in disagio per pensare che c'è una anche grande fetta, si può dire, e soprattutto gioventù purtroppo, che possa votare una roba come Pirati, quelli che praticamente proclamano tutto il male che va al paese, è tutto contrario di una famiglia normale, eccetera, eccetera. Li trovate sempre, soprattutto loro elettori, con la canna, sono quelli che vestono, diciamo, quella moda alla Barbone, no? E sono quelli che vanno in Italia, per esempio, nei cortei, nel cortei pro-PAL. Ecco, allora questi sono elettori dei Pirati. Io sono veramente stata scioccata quando ho visto che i Pirati, per esempio lì dove sono stata io in commissione all'estero, erano come seconda scelta. Urca. Ecco, ne ho parlato con molti altri che sono stati nelle commissioni elettorali in Repubblica Ceca. Proprio ieri ho cercato informazioni, c'è stata, adesso lo dico tra parentesi come anomalia, che non è mai successo così, che sono appunto venuti votare moltissimi giovani, ma è stata veramente una cosa, cioè io finché non ho visto i risultati, allora ero così contenta, no, per questa cosa che finalmente poi dopo insomma sono stata molto quindi delusa, i giovani che votano i Pirati, attenzione, perché questi sono segnali importanti anche quello che sta accadendo in Italia nelle manifestazioni eccetera. Qui ci fermiamo, signori, ma Monica Pilloni ci ha parlato della Repubblica Ceca, delle ultime elezioni di venerdì e sabato scorso, di cui non ha parlato nessuno sui quotidiani. Torneremo certamente sull'argomento sperando in novità positive per un cambiamento che sta investendo tutta l'Europa, speriamo senza Pirati. Monica, grazie, buon lavoro. Grazie mille, buon lavoro anche a voi, e dico veramente questo governo formato dalla nostra corrente ci dà tanta speranza, anche se sarà un lavoro difficile perché purtroppo l'opposizione ha tanti voti ancora, però loro sicuramente faranno di tutto. Segui la Lega è una trasmissione realizzata in convenzione con La Lega per Salvini Premier.
Grazie davvero alla collega giornalista Monica Pilloni. Domani, martedì 7 ottobre, Matteo Salvini e tutti i ministri della Lega saranno a Livorno, in Toscana, per partecipare a un grande evento per fare il punto su tutti i risultati raggiunti dal partito al governo per la Toscana in vista delle prossime elezioni regionali. Domani, martedì, ore 18, presso Palazzo Pancaldi, Viale Italia 56 a Livorno. Appuntamenti da non scordare targati Lega. L'Associazione Culturale Stati Uniti d'Italia presenta La Costituzione spiegata male, capita bene, con il senatore Manuel Vescovi. 10 ottobre, ore 21, Padova, ingresso gratuito con prenotazione presso l'Istituto Don Bosco, via San Camillo dell'Ellis 4, in quel di Padova. Sempre in Veneto, a Verona, sabato 11 ottobre alle 16, la presentazione del libro 20 anni di sovranismo dall'euro a Trump con Claudio Borghi Aquilini, che sentite anche ogni martedì sera su Radio Libertà. Modera Alessandro Cavallini, team leader del team Vannacci Umberto Boccioni di Verona, ma ci sarà ospite, oltre a Claudio Borghi, Paolo Borchia, parlamentare europeo e capodelegazione della Lega. Gli appuntamenti da non scordare li trovate su legaonline.it, ma anche nelle trasmissioni di Sammy Varin. Mercoledì 8 ottobre alle 20:30, corso di formazione politica, politiche sociali, assistenza territoriale, modelli istituzionali e ruolo degli enti locali con il professore Giuseppe Calicchio, grazie al corso di formazione della Lega Lombarda Salvini Premier. Questa sera ad Arezzo, ore 18, la presentazione del libro Il gender esiste, con Rossano Sasso, l'autore. Interverranno tra gli altri Gianfranco Vecchi, segretario provinciale della Lega di Arezzo, l'onorevole Tiziana Nisini, vicepresidente della Commissione Lavoro, e chiaramente l'autore del libro Rossano Sasso. Questa sera, ore 18, Arezzo, presso Casa dell'Energia in via Leoni. Matteo Salvini arriva ad Arezzo questo giovedì 9 ottobre, ore 20, cena di chiusura per la campagna elettorale presso l'hotel Etrusco, via Fleming 39, prenotazione obbligatoria questo giovedì 9 ottobre, Matteo Salvini ad Arezzo presso l'hotel Etrusco. La festa della montagna, cominciate a metterla in calendario. Domenica 19 ottobre la Lega Canavese Valli di Lanzo organizza un pranzo a mezzogiorno presso il Salone Polifunzionale Vecchio Mulino di via Torino 4 a Locana, Torino, con Riccardo Molinari. Vitello tonnato, battuta di fassona, agnolotti alla borragine con burro, speck e salvia, arrosto con patate, bunè, vino, acqua e caffè a 20 euro. Domenica 19 ottobre a Locana, Torino, Salone Polifunzionale Vecchio Mulino. Sempre da mettere in calendario, poi ne parleremo ancora nelle prossime settimane, sabato 25 ottobre alle 20 torna la Sangon Fest a Giaveno, Torino, presso il Circolo del Pasché in via Carducci numero 6. Fabrizio Ricca, Andrea Cerutti, Alessandro Benvenuto, Elena Maccanti, Riccardo Molinari, quindi la politica locale ma anche nazionale. Ultimissima segnalazione per chi ci ascolta in diretta, questa sera ore 21, serata Punto Lega a Milano, in via Esterle 29, angolo via Padova, con Fabrizio Cecchetti, segretario dell'ufficio di presidenza della Camera e deputato della Lega. Questa sera, lunedì 6 ottobre, ore 21, via Esterle 29, angolo via Padova, Fabrizio Cecchetti. E da Sammy Varini è veramente tutto. Grazie Simone, grazie Francesco in regia, soprattutto grazie a voi per l'eterna pazienza. Tranquilli, è una minaccia, sì. Torno domani alle 7:30. Avete ascoltato